Dal cuore della sua città, Venezia, nell'area marciana, si è alzato un forte grido pacifico e composto, ma ben determinato, per chiedere l'immediata scarcerazione di Alberto Trentini, il cooperante del Lido di Venezia che si trova arrestato in Venezuela dal 15 novembre, mentre era al lavoro per una missione umanitaria e portare aiuti ai più deboli. Il presidio oggi nel pomeriggio alla Paglia, lo striscione per Alberto, con San Giorgio sulle sfondo e alle spalle. L'iniziativa è stata ben organizzata dagli amici di Alberto con l'associazione Articolo 21 in collaborazione con la famiglia. Erano presenti anche le zie di Alberto. Sabato 8 febbraio seguirà una fiaccolata davanti alla chiesa di Sant'Antonio al Lido di Venezia. Solo per ringraziare le amiche e gli amici di Alberto e la famiglia e assumere l'impegno a non spegnere i riflettori sino a quando non sarà tornata a casa. In mattinata sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Luigi Brugnaro, riferendo dell'incontro avuto ieri con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi e chiedendo a tutti massima discrezione. Suggerisco di tenere bassi i profili, l'ho già detto, non abbiamo bisogno di... non è utile con i cartelli, le manifestazioni eccetera. È accusato di... È accusato di terrorismo, su questo non è che può intervenire un paese terzo eccetera. Abbiamo chiesto di poterlo incontrare, ci sono una serie di attività in corso, il paese è molto difficile perché io non aggiungo altro, il tema è seguito ma purtroppo la situazione è complicata. Durante il presidio è stato letto un toccante messaggio della famiglia di ringraziamento agli amici e a coloro che si stanno adoperando per la risoluzione della vicenda. È stata diffusa una canzone e gli amici hanno composto un puzzle per chiedere la liberazione di Alberto. Alberto è un nostro caro amico, è un professionista preparato, è una persona per bene, una persona che si dedica da sempre ad aiutare i più fragili. Siamo qui per non dimenticare Alberto e perché abbiamo bisogno di tenere viva l'attenzione e l'urgenza sulla sua detenzione e sulla sua situazione di salute. Credo che sia molto importante esserci oggi qui per Alberto come cittadino e come presidente della municipalità. La nostra istituzione è vicina alla famiglia, agli amici e si augura che al più presto questa situazione drammatica sia risolta.